Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buongiornissimo, anche oggi è una bellissima giornata perché devo dire che sono sempre di più gli articoli che parlano di noi. Sì, la stampa parla di noi, blog, Facebook, veramente tutti parlano di questa grande realtà che in un paio di settimane ha raggiunto veramente numeri importanti. Siamo felici, onorati e condividiamo ogni giorno e ogni momento di felicità con voi. Noi iniziamo sempre la puntata al mattino in un modo che devo dire forse è stato anche un po' di buon auspicio e quindi così voglio iniziare. Buongiorno e grazie. 148.215 volte grazie, grazie, grazie sempre ogni giorno, ogni momento, ogni istante. Chissà, magari durante questa diretta riusciremo, perché no, a brindare insieme ai 150.000. Beh, sono numeri importanti perché significa che stiamo tutti insieme lavorando veramente bene. Stiamo realizzando questo database, voi lo sapete già, tra l'altro proprio ieri Francesco Caravello, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano insieme a Giuseppe Giorgiani e Davide Morici, ha voluto inserire questo video che è un po' una spiegazione importante per quello che riguarda la pubblicazione dei post, ma anche per quello che riguarda la compilazione delle vostre schede che devono essere inviate, quindi la presentazione delle vostre aziende che devono essere inviate a info@iocomprosiciliano.com. Ma poi vogliamo parlare delle proposte. Le proposte sono tante, le condividiamo, le analizziamo, le studiamo per portarle avanti, perché tutti insieme penso che stiamo costruendo bene il nostro progetto Made in Sicily. Per quello che riguarda le vostre proposte, vi diciamo mandate invece mail a proposte@iocomprosiciliano.com. Le analizzeremo e le porteremo in pratica insieme a voi. Beh, un grande viaggio, un viaggio fatto di emozioni, di felicità, di speranza, di fattività, perché noi crediamo che un segno forte lo stiamo dando per noi, per la nostra economia e anche per i nostri figli. C'è stato un simbolo molto bello durante queste 2 settimane che abbiamo vissuto tra l'altro live insieme a voi, che è stato piantare un alberello dal vivo che rappresentasse proprio questo stimolo, questa felicità, questa rinascita, questa passione legata alla terra nostra siciliana, e lo abbiamo fatto insieme a voi. Dove eravamo? Era un tardo pomeriggio ed eravamo a Pettineo. Pitinia in siciliano. Beh, Pettineo siamo praticamente in provincia di Messina. Le sue origini, ed ecco qui che oggi comincia il nostro viaggio, le sue origini risalgono pressappoco al XIII secolo, ma c'è un castello meraviglioso, si chiama Migaido, da attribuire alla famiglia Ventimiglia per la sua origine, che risale al XV secolo. Meraviglioso, una vera testimonianza dell'architettura feudale. E poi, Pettineo è anche la cittadina degli artisti. Sì, proprio sì. Pensate, tra il 500 e il 600 a Pettineo tutte le famiglie nobili ed importanti di Sicilia accorrevano perché c'era un certo movimento artistico. C'erano intagliatori di legno, di pietra, scultori, pittori, addirittura un pittore dal nome Nicolò da Pettineo realizzò tantissimi dipinti, uno in particolare su tavola che è la Madonna col Bambino insieme agli angeli musicanti, che attualmente è a Palazzo Batellis a Palermo, così come tante opere che sono distribuite in tutta la Sicilia. Beh, un paese e una cittadina da artisti, e io oggi vorrei presentarvi 2 imprenditori creativi e artisti.
Da Pettineo sono felice di avere qui con noi Antonio Di Dio e Diana Deco, la Vucciria. Buongiorno, benvenuti. Ciao Katiuska. Ciao ragazzi, Benvenuti. Beh, Pettineo è veramente una cittadina importante. Come dicevo, Antonio e Diana, è una città di artisti e voi effettivamente siete degli imprenditori artisti. Siamo degli imprenditori artisti, ma più che artisti siamo passionali, ci mettiamo il cuore in ogni cosa che facciamo. Questa è la cittadina di mia nonna e di mio nonno, qua ci sono le nostre origini. Mio nonno era un sarto, nonno Michele, e ancora abbiamo la vecchia bottega in questa rocca medievale di Pettineo. Scusate l'emozione. Ci sta tutta. Mio nonno era sarto e mia nonna è Maria Oliva, ed era una contadina, una vidana, come l'amo definire. Il santo padrone di Pettineo è Sant'Oliva. Anche il santo padrone di Santa Rosalia è Sant'Oliva. Eccola qua, esatto. Sant'Oliva. Eccola. Quindi a me a Pettineo, ma anche a Palermo, perché e poi è un frutto, è un simbolo di prosperità, di rinascita, come quello che ho piantato l'altro giorno, perché quando ho visto avvicinarsi 100.000 di questo meraviglioso popolo e questa consapevolezza che nasce da un cuore, da una magnifica intuizione di Francesco, Davide, di voi, di Giorgiano, che oggi vedo pulsare la mattina quando ti colleghi e vedi questi numeri salire, perché io la mattina mi sveglio prestissimo, la notte vado a letto. E adesso noi insieme a voi percorreremo la vostra giornata, ma anche la vostra vita. Volevo condividere insieme a voi dei saluti da parte dei nostri amici che ci scrivono. Allora, Rosario Del Monte ci saluta, dà il buongiorno. Salvo Damiano, un nostro amico, chef, dice buongiorno a tutti, ho visto la stampa che parla della nostra amata Sicilia, complimenti a tutti voi che avete creato questa realtà, siete meravigliosi. Salvo, in realtà siamo tutti meravigliosi, tutti e 150.000. Roberto Ingranci, buongiorno a tutti gli amici, io compro siciliano. Ciao Roberto. Amalia Lopinto, buongiornissimo, la Sicilia sulla stampa. Pubblicizzano il grande progetto Io compro siciliano e la gente pensa di venire a conoscere questa nostra bella isola. Grazie Amalia. Salva Vino Pinto, buongiorno a tutti voi. Francesco Caravello, ciao Francesco. No. Buongiorno Katiuska e benvenuti ai grandissimi ospiti Diana e Antonio, grande Francesco. Abbiamo tra l'altro visto, Francesco, ieri lo dicevamo proprio ad apertura, questo tuo video che è un po' una guida da far seguire ai nostri amici, fatelo, seguite tra l'altro questo video che ha realizzato Francesco con attenzione, perché troverete veramente delle indicazioni perfette da seguire per sia essere inseriti nel database, ma anche per proporre i vostri nuovi progetti. Sempre Francesco, favolosi, non vi dico cuori e cuoricini per voi. Antonino Aloisio, viva la Sicilia. Sempre Francesco, quei due individui rappresentano la massima espressione delle eccellenze che amiamo raccontare. Chiara Seidita, la forza delle nostre storie, come quella delle origini degli ospiti di oggi, identità, qualità, ovvero Sicilia. Complimenti a questo grande progetto Io compro siciliano. Grazie Chiara. Sempre Francesco, questi due individui fanno tanta vucciria. Yeah. Francesco Piparo. Francesco Piparo, buongiorno ai grandi Antonio Di Dia e Diana Deco, la determinazione e la voce di una terra meravigliosa. Grandi coraggio. Michele Sala, buongiorno a tutti, io compro siciliano. Placido Salamone, buongiorno a tutti. Beh, vedo tanto entusiasmo anche da parte di chi ci sta seguendo. Beh, allora, io partirei da una cosa. Voi fate tanta vucciria insieme ed è proprio vero. Antonio, tu ci hai parlato della tua origine. E beh, devo dire invece che Diana, che è un po' più timida di te,
Però in lei, voi pensate, lei non è siciliana, ma ha un cuore siciliano, perché Diana, lei di origine toscana, in realtà ha sempre vissuto fuori, ha sempre, le origini proprio della famiglia sono toscane, lei poi in realtà vive nella Val di Non, ci sono tante cose che vorrei che poi lei ci raccontasse, perché la sua è una famiglia molto importante, ma accade questo, che un giorno lei era sulla sua spiaggetta a prendere il sole ed un certo signore, che si chiama Antonio, guarda un po' che cosa fa. Esatto, mi chiede se conosco Palermo. Io ero nell'isola di Stromboli, esattamente a Ginostra, su uno scoglio, vicino al Pertuso, il famoso Pertuso di Ginostra, che è un piccolo approdo per una barca, che è la barca del pescatore di Ginostra. Stavo prendendo il sole tranquilla e arriva e passa questo carunchio sul suo gommone, non era un gozzetto, un po' meno romantico. Ed se conosco Palermo, al che dico di no, perché non ero mai stata oltre le Olie io. E quindi salgo su questo gommone e Per arrivo andare a guardare la scena del fuoco. per andare a guardare la Sciara del Fuoco. Ecco. Invece, dopo la Sciara del Fuoco, insomma, mi ritrovo catapultata a Palermo, nei vicoli del centro storico di Palermo. Mi innamoro follemente di questa città. E poi torno alla mia vita normale a Roma, perché all'epoca abitavo a Roma. Dopodiché, vabbè, è una storia lunga, però diventa Sì. troppo lunga. No, Torno però a Palermo e decido di rimanere a Palermo dopo qualche anno. Questa e questo è il è un po' riassunto. Non ti l'inizio sento del più. grande. Mi sentite? Mi sentite? Non ti Mi sento. sentite adesso? Vediamo un po' se riusciamo un attimino a sentire meglio. Nel frattempo, per gli amici che ci stanno seguendo, Non sentiamo. Non sentiamo, non ti non sento. sentiamo. Vediamo un attimino se riusciamo casomai a Pronto? ripristinare il collegamento. Mi Non ti sentite? sento, Katiuska. Mi sentite? No. Vediamo se riusciamo a... Mi sentite adesso? Vediamo un po', casomai ripristiniamo, se dalla regia mi sentono, ripristiniamo il collegamento con Antonio e Diana. Fra un poco li avremo nuovamente con noi in linea. Nel frattempo permettetemi di leggere ancora qualche messaggio che arriva. Allora, Michele Sala appunto aveva salutato poc'anzi, Daniela Vernengo, grazie, siete meravigliosi. Michele Rampulla, alla grande Antonio e Diana. Salvo Renda, altro importante chef, dice buongiorno Katiuska, un saluto affettuoso ai tuoi cari ospiti, persone che personalmente di cui ho una grande stima, la signora Diana e Antonio Di Dia, che hanno creato un brand unico che è la Vucciria, un grande appeal soprattutto negli Stati Uniti. Detto questo, sono due persone che hanno la Sicilia nel cuore e quindi complimenti a loro. E ancora Cristina Safina, buongiorno a tutti, la nostra grande forza è la passione. Sicuramente Diana e Antonio sono riusciti con la Vucciria, adesso loro ci racconteranno un po' come è nato questo loro progetto. Sono la testimonianza di Antonio, naturalmente siciliano. Diana ha sposato poi quello che è la nostra filosofia anche di vita, è rimasta innamorata, colpita e affascinata. Diana appunto appartiene ad un'importante famiglia e appunto lei ci racconterà a che cosa mi riferisco. Quindi decidono di costruire, la Vucciria è la loro realtà.
e la loro realtà vivono, producono nel territorio di Pettineo, ma arrivato a un certo punto loro immaginano che già qualche anno fa, appunto quando decidono, se non erro era il 2014, decidono di far partire questo progetto. Il progetto è straordinario perché con l'intuizione di Antonio, ma anche di Diana, che hanno viaggiato nel mondo, decidono di fare rete con aziende che in realtà coinvolgono un po' tutta la Sicilia, Messina, Trapani, Catania, ed ecco un po' anche il racconto del loro logo, perché nel logo della loro azienda troviamo questa stella, queste 5 punte che rappresentano veramente un po' tutta la Sicilia, e loro decidono di far rete per proporre la vucciria nel mondo. Io li vedo, vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Ci sentite? Ci siamo, perfetto. Io nel frattempo mi sono permessa di raccontare un po' come la vucciria nasce. Quindi... Allora Antonio, raccontami bene come nasce la vucciria. Allora, l'idea imprenditoriale nasce dalla mente di Antonio, mentre invece io ho curato tutto l'aspetto creativo e di marketing, etichetta e brand. L'idea intanto nasce, scusami Diana, da quando io però mi fumavo una sigaretta, scusate ma io fumo questo brutto vizio, e la fumavo in piazza San Domenico all'angolo di via Roma, dove abbiamo degli uffici, e passavano i turisti e mi chiedevano dov'è la vucciria, dov'è la vucciria. Allora, stanco di sentirmi dire dov'era la vucciria, ho detto quale miglior cosa che non quella di donare al mercato un'insegna, una luminaria che rappresenta la Sicilia, che rappresenta noi stessi, la Sicilia, la festa, e rappresenta l'idea del mercato, all'ingresso del mercato del Maccherronai, in maniera tale da non sentirmelo dire più dove la vucciria. La vucciria cae. Chi sta a vucciria? La vucciria non è morta. La vucciria è un'evoluzione di quello che è stato il mercato stesso. La vucciria oggi si è trasformata, vive la notte, non vive più il giorno. Sono rimasti quei affezionati e quei storici bottegai che sono Dalia, che sono Tinì, che sono il panificio, una discesa dei Maccherronai, che sono a Piazza Caracciolo. Ma la vucciria oggi vive e continua a vivere, pulsa del cuore di Palermo e della Sicilia, perché la Sicilia altro non è che l'isola e la terra dei mercati, della nostra origine araba, di Souk, dove tutto si avevamo bella roba bella, siamo questo, siamo vucciria. La vucciria è Palermo, la vucciria è Sicilia. E noi all'interno di questo abbiamo messo un'idea pazza, che è quella di unire e abbattere queste barriere che c'è fra me, la mia piccola azienda agricola e il confinante, e un amico e agricoltore piuttosto che un artigiano di Ragusa, di Messina, di Catania, di Trapani, di Agrigento. E Diana poi è come è arrivata. Diana è arrivata seguendo la mia pazzia e la sua pazzia, e la sua pazzia creativa, e ha ideato... La mia creatività, la sua è pazzia. La mia pazzia, la sua è creatività. Ha ideato la stidda, che è il simbolo della Sicilia, e qua abbiamo fatto tante prove prima di arrivare a questo simbolo e a questo logo, anche perché inizialmente quando noi abbiamo fatto questa etichetta era molto contestata, nel senso che c'era tutto un ritorno al minimalismo sull'etichetta, alla pulizia, e io invece ho voluto, probabilmente proprio perché non sono siciliana, ero innamorata proprio del chiasso siciliano, chiasso tra virgolette, del barocco, del colore, della gioia di questa terra, del sole di questa terra, e ho voluto esprimerla al massimo. E qual è l'espressione, una delle espressioni massime di questa terra? È il carretto siciliano. Il carretto siciliano è pieno di simbologie all'interno dei suoi dipinti, e la stidda,
che si chiama Stida in siciliano, che sarebbe questo sole che ho rappresentato nella nostra etichetta, è proprio l'esplosione raggiante di Eccola. territorio e di tutto quello che è questo territorio, perché la Stida è stata poi dipinta da un artista folk siciliano che è Roberto Cavallaro, e quindi vuole racchiudere un po' tutto all'interno della Vucciria. Non è solo il cibo, la buona tavola, ma è anche l'arte, la cultura, tutta una serie di cose, le luminarie, che sono state in un certo senso anche dimenticate da questa terra per un periodo. Adesso sono molto contenta perché invece vedo che tanti ci sono venuti dietro in scia, e sta ritornando questo orgoglio siciliano che esplode proprio nei suoi, si esprime al massimo. Guarda la mia Grazie. faccia. Guarda, no. È piaciuto, ha funzionato questa rappresentazione, che è stata poi, tra l'altro, siamo stati tra i primi a volerla portare, traslare sul cibo, ed è stato molto importante soprattutto per il mercato estero. E basta. Questa è la No, storia. ma io infatti adesso ritorno, leggo qualche messaggio di Ana e invece ritorno da te e Antonio proprio da questo ultimo punto che tu dicevi, perché voi avete creduto subito in quella che era la forza della rete, cioè quanto importante fosse creare rete per poter muoversi dal territorio stesso. Da qui ripartiremo, permettetemi di leggere questi messaggi. Patrizia Cellini, anche io sono innamorata della Vucciria. Ciao Patrizia, nostra amica. Daniela Verducci dice buongiorno a tutti, Forza Sicilia. Stefania Caccamo dice buongiorno a tutti. Vivere l'emozione dei vostri live ogni giorno, vivere l'eccellenza dei vostri ospiti mi spinge a farvi complimenti. Oggi siete l'unico esempio di rete e opportunità da concretizzare nel tempo. Bravi, grazie Stefania Caccamo. Il Faraone Palermo dice: mia adoratissima e amatissima Sicilia, tu che mi hai riempito la mia vita con tanto amore, ti dedico la mia vita, la mia anima, il mio cuore e la mia mente, li possiedi tutti. Partiamo così con tanto amore e passione per continuare a valorizzare e a realizzare questo meraviglioso progetto per la nostra bellissima Sicilia. Io volevo tanto ringraziarti per queste parole, grazie il Faraone Palermo, grazie. Beh, sono tanti i messaggi pieni di passione. Io dicevo, voi siete stati sicuramente molto attenti a quello che era il valutare la considerazione di far rete per poter spingere quello che era il mercato anche in una forma di internazionalizzazione. Tu prima, Diana, e lo aveva accennato anche Antonio, arrivate in realtà a New York. Sì, questo ponte ideale, perché come i primi del Novecento, dove noi siamo stati grandissimi e ritorneremo e siamo già grandissimi negli States come in Canada e come in tutto il mondo, questo ponte che univa la Sicilia al Nuovo Mondo, dove era fatto di immigrazione con le valigie di cartone verso il Nuovo Mondo, ma era anche fatto grazie ai Florio, che avevano la più grande flotta navale, di commercio. chiaro. Noi siamo i primi a esportare negli Stati Uniti l'olio extravergine d'oliva, il marsala, abbiamo portato i limoni, le arance, le velette della china erano fatte e portate negli Stati Uniti nelle cassette, e queste velette, dove non c'erano, quando ancora non c'erano le stamperie, è una bellissima storia da raccontare, erano delle velette disegnate ancora a china, a mano. Ed era il primo esempio di branding. Era il primo esempio di branding. Allora noi cosa abbiamo voluto fare, Katiuska? Questo di qua è il simbolo di Sicilia ideato da Diana, questo è stato disegnato e realizzato da Roberto Cavallaro, e qui ideologicamente c'è tutta la Sicilia. Il rosso è l'Etna, il rosso fuoco, il rosso del nostro vulcano, di questa terra che ancora oggi
si esprime e produce ricchezza e produce terra, perché l'Etna erutta e produce una meraviglia assoluta. Il bianco è il biancolilla, il blu è il sud-est della Sicilia, è il Tonde Iblea, il verde è il Belice e l'arancio è la nostra cultivar dagli ulivi millenari di Pettineo e il Sant'Agatese. Qui abbiamo riunito tutta la Sicilia, tutti i meravigliosi agricoltori piccoli e medi, abbiamo abbattuto delle barriere e li abbiamo riuniti in questo marchio che è la Ucciria, identificazione del mercato, il mercato non di Palermo, ma il mercato Del di mondo. tutti i siciliani rispetto al mondo. Colori, sapori, cultura, tradizione e passione vera. Senti Antonio e Diana, in realtà la Vucciria non è solo olio, sono tanti prodotti, mi piacerebbe che voi ci descriveste un attimo quelli che sono i vostri prodotti, perché poi vorrei arrivare, esatto, Questa vai. Questa è la pasta che nasce dalla collaborazione con un piccolissimo pastificio che era è nato da una rinascita, difatti si chiama Rinascita, e sono i mastri pastai di Corleone. 100% granituri siciliani, metodo artigianale, trafilata al bronzo, lunga essiccazione, e che devo aggiungere di altro? Non aggiungo dentro la Vucciria il brand è nostro, ma il brand è del popolo siciliano. Noi abbiamo unito tutto, abbiamo unito loro, abbiamo unito la grandissima azienda di vini che ora ci prende e prenderà il marchio in licenza. Questo è un vino bio, un vino Nero d'Avola bio. Tra l'altro, scusami Antonio, non vorrei dire, ma adesso vedo anche che la bottiglia è aperta, quindi secondo me, considerato che tu e Diana, ecco, vi ho beccato, ma io lo sapevo, perché vi ho beccato, ma perché per voi in realtà quest'ora è già un'ora tarda, perché fondamentalmente voi la mattina, la vostra giornata inizia alle 4:30, giusto? Sì. Perché vogliamo dirla una cosa bella. Antonio e Diana sono due imprenditori, ma vi assicuro, e noi abbiamo la testimonianza perché è capitato spesso di magari durante abbiamo visto tra l'altro piantare l'albero, avete fatto questo gesto meraviglioso per tutti gli amici di Io Compro Siciliano, che è quello di piantare questo albero per noi, per tutto il popolo siciliano, per noi di Io Compro Siciliano, e quindi grazie. Ma voi davvero la mattina vi alzate alle 4:30, vi mettete i vostri stivaloni, le vostre camicie da lavoro, eccoli, guardate, e vanno a lavorare nei campi. Loro vanno a lavorare nei campi perché accade questo, Antonio. Fare un giro dei nostri campi. Sì, questo, ma voglio dire anche questo, Antonio, che è una cosa importante. Antonio e Diana si alzano la mattina alle 4:30 e visto quello anche un po' che è accaduto, che ha naturalmente vissuto, e sappiamo tutti, lo sappiamo perché lo condividiamo ogni giorno anche nei vostri post, loro non si sono fermati, ed è proprio questo quello che è Io Compro Siciliano, non si sono fermati, e noi di Io Compro Siciliano non dobbiamo fermarci, e questa è la testimonianza. Pensate, loro si alzano, vanno a lavorare nei campi perché cosa avete fatto, Antonio? Facci vedere, dai, andiamo in giro, dai, andiamo. Andiamo nei campi, ragazzi. Allora, andiamo nei campi. Cosa avete fatto? Raccontateci. Questa è la nostra casa che era dedita a una casa vacanze, la stalla dei miei, di casa dei miei che sta giù a valle. Questa era piena di turisti e non voglio dire che non abbiamo più turisti, per cui... E allora basta, dovevamo aprire un locale anche a Mondello che ci avrebbe portato dal 15 marzo a stare con tutti voi a Palermo, alla Vucciria Bar e Market, decontestualizzato perché è un posto icona della città di Palermo, e all'ex Charleston e ora le terrazze. Non ci siamo abbattuti. E guarda cosa abbiamo fatto. Abbiamo piantato in questa valle meravigliosa, e scusa mi emoziono, Diana? E noi di più. E noi di più. Questi che sono
è una parte del nostro orto che noi non piantavamo se non per esigenze familiari, ma oggi l'abbiamo piantato in larga scala perché qua che c'erano gli ospiti in questa swimming pool che era prima una gebbia, è diventato ora un'azienda agricola a tutti gli effetti e da cui partirà anche il nostro delivery, la Vucciria Delivery. Queste sono le nostre mani, questi sono i No, le nostri... mie sono migliori. Guardate, loro sono lì a lavorare, Questa è la testimonianza del fatto che non ci fermiamo, non dobbiamo fermarci. Assolutamente. Senti Antonio, io ti faccio una domanda. Nel vostro modo creativo di vivere la vostra azienda, nel vostro modo di veramente guardare oltre, ed è quello che dobbiamo fare in questo momento tutti, guardare oltre, che cosa hai immaginato? Che la signora Maria, per esempio, potrebbe mandarti un messaggio al tuo telefono su WhatsApp. Io sono la signora Maria, ti mando un messaggio e dico: caro Antonio, mi piacerebbe oggi ricevere direttamente a casa mia questo piuttosto che quest'altro. Cosa accade? Ci descrivi un po'? Mia moglie che è appena arrivata mi ha portato una bellissima copia, oltre ad arrivare lei che mi mancava da 2 giorni, 3 giorni, mi ha portato anche il giornale di Sicilia, che per me qua è un lusso avere il giornale di Sicilia. Quindi io a compro siciliano, comprate anche il giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud della Sicilia di Catania. Allora io cosa ho immaginato? Ho immaginato che questa qui è il nostro box. Allora ci chiama la signora Maria, che oltre ai nostri prodotti che sono i prodotti confezionati che stanno lì in magazzino, noi faremo un servizio di fresco. Il fresco è pomodoro datterino, il pomodoro pizzuto, la menta, il basilico, il sedano, le melanzane, i peperoni, i pipi, i fagiolini, amento, di tutto e di più. E allora io ti do la possibilità, signora Maria o la signora Pina o Nicolò, di fare la spesa live con noi. Dai. Tu mi WhatsApp, noi ti richiamiamo e tu live riempi il tuo box. Con €1 in più però, Beh, ma guarda, ma anche molti di più, ci sta, ci piace. Questo è un modo per far partecipare, che non sia comunque, ma l'emozione della raccolta dei campi dalle nostre mani a dentro il box, e questo box da qui arriva direttamente alle vostre case. E credo che questa sia l'emozione più grande e più bella. Più grande. Beh, io l'avevo detto che oggi era una puntata veramente da Vucciria, ce l'avevo detto, l'avevo preannunciato ai nostri amici e così è stato proprio una ventata di Vucciria. Di Diana. Ti faccio vedere una cosa, guarda sopra, lo vedi? Sì. La vedi la stella? La stella, certo. La luminaria che mi è stata regalata quando abbiamo alzato la scritta La Vucciria a Palermo. Dai. E lei era invidiosa, gelosa, ha detto io no, e allora da famiglia Badami, che salutiamo, che sono grandissimi, l'ha portata a casa. È stata realizzata questa in dono da me a Diana, ma anche Diana allora, ha un altro... Devo leggere dei messaggi, devo leggere dei messaggi un attimo. Allora, abbiamo un saluto che arriva da New York e tra l'altro io so, Antonio, che... Non ti sento più. Non ti sentiamo. Non ti sento più. No. Non ti aspetta. Ne devi fare alcuni di saluti. Il mondo che ci segue in questo nostro bellissimo percorso di Io Compro Siciliano. Davide Morici, ciao Davide, dice eccellenza e identità made in Sicily, complimenti Antonio e Diana. Orgoglio siciliano. John Blandi saluta. Beppe Palmigiano, Radio Action, ciao Beppe, ciao Catiù, ciao, saluti a voi, ciao. Beh, abbiamo veramente... Eccoci, e poi
anche John, insomma grandi saluti, perché poi ci si ritrova anche fra amici qui nel meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano. Senti Antonio, noi siamo a chiusura lavori, quindi dobbiamo dare un messaggio. York. Assolutamente sì. Io saluto il grande Silvio, Leo e Ciro di Villa Paradiso, che hanno fatto grandi sacrifici per stare svegli, e il nostro Carl, che è il nostro socio, è il nostro importatore americano, e poi li metterei salutiamo anche noi. Daily sotto casa, Brooklyn, Ethan, Tana, ne metto tanti. E li salutiamo anche noi, perché tra l'altro abbiamo, devo dire, come dicevo poc'anzi, nel gruppo Io Compro Siciliano abbiamo tanti amici che ci seguono dal mondo, quindi grazie perché nonostante poi vivano lontano dalla Sicilia, loro apprezzano tantissimo queste iniziative e sono ben pronti ad accoglierci a braccia aperte, quindi noi ringraziamo. Ancora gli ultimi saluti, Salvo Renda diceva, e ancora ci sarebbe da parlare del limone Siccagno, di vino prodotto. Beppe Palmigiano, eccolo là, guardate, Beppe Palmigiano dice ciao ai miei amici della Vucceria, insomma continuano ad arrivare saluti. Siamo in chiusura, Antonio e Diana. E allora brindiamo ai 150.000. Forza ragazzi. Brindiamo ai 150.000. Noi vi ringraziamo, siete eccellenza siciliana, siamo veramente felici che voi condividiate il percorso Io Compro Siciliano. Avvicinatevi. Siete un'eccellenza siciliana stupenda. Ciao, allora, tutti e tre vicini, togli quella scatola, Antonio, avvicinati, togli la scatola e avvicinati. Vai, vieni Diana, vieni. Ok, adesso chiaramente, come ogni puntata, noi finiamo con i nostri ospiti d'eccezione in un modo. Io compro siciliano! La Vucceria, Antonio Didì e Diana Decco, grazie, meravigliosi. Oggi nella tenuta di Pettineo, grazie, straordinari. Io vi do appuntamento. Baciamo le mani! Do appuntamento a domani il viaggio continua, domani siamo a Catania, domani sapete come ogni weekend, il venerdì abbiamo Giuseppe Giorgianni, uno dei 3 ideatori appunto insieme a Davide Morici e a Francesco Caravello. Abbiamo il Chiedimi Pure, la rubrica domani proprio a cura di Giuseppe Giorgianni, e domani avremo un grande ospite perché abbiamo con noi il giornalista della Sicilia Gaetano Ravanà, quindi felici di averlo nostro ospite. Quindi domani il viaggio continua, domani siamo a Catania, noi vi ringraziamo. Questo pomeriggio alle 18, naturalmente aperitivo social, non potete mancare con il meraviglioso Francesco Caravello, sono i 2 appuntamenti live che abbiamo in questo momento. Piuttosto di appuntamenti, sabato partirà un nuovo appuntamento Io Compro Siciliano ed è Io Compro Siciliano Chef. L'ho detto, domani vi dirò di più. Ciao ragazzi, Antonio Didì e Diana Decca, La Vucceria. Ciao, a domani. Io Compro Siciliano.